Sono 3 le inchieste aperte a Catanzaro sulla realizzazione di parchi eolici. Quelle che riguardano Girifalco ed il Crotonese sono condotte dal sostituto procuratore Salvatore Curcio. La terza, invece, è stata affidata a Carlo Villani e riguarda Paola. A supervisionare il tutto il procuratore capo Vincenzo Antonio Lombardo, che avrebbe già mandato una relazione alla Direzione Nazionale Antimafia. Tra le accuse ipotizzate, quelle di tangenti, infiltrazioni dell''ndrangheta, intimidazioni, minacce e violazioni urbanistiche e ambientali. Acque sempre più agitate nel Partito Democratico Calabrese. Il presidente regionale del PD, Pino Caminiti, infatti, a soli 6 mesi dalla sua elezione, si è dimesso per la situazione insostenibile di anarchia che ha registrato all'interno del partito. Caminiti ha citato poi l'esempio dell'arrivo di un leader nazionale come Gentiloni, che lui ha appreso solo dalla stampa. Ha quindi sollecitato anche gli altri dirigenti del PD a fare altrettanto, promuovendo di fatto l'azzeramento dei vertici dirigenziali da più parti invocate. Cosenza è una delle 12 città italiane individuate dal Ministero dell'Ambiente che partecipa all'Expo 2010 di Shanghai. La manifestazione, inaugurata il 1° maggio, si svolgerà fino al 31 ottobre 2010. Il padiglione italiano è stato aperto con immagini suggestive inserite nella mostra sulle città sostenibili secondo l'Italian Style, progettata dall'architetto cosentino Mario Occhiuto. Il video è stato presentato ai giornalisti ieri mattina in conferenza stampa nella sede di Io Cittadino. Si è concluso ieri a Reggio Calabria con la premiazione dei vincitori del concorso promosso dalla società Fata Morgana il progetto Differenziami, mi rifiuto di stare insieme agli altri. L'obiettivo è educare i giovani al rispetto dell'ambiente e della consapevolezza dei diritti e dei doveri. Durante l'incontro sono stati forniti dati del rapporto sulla raccolta rifiuti nel comune reggino. È stata sottolineata poi l'importanza di continuare un percorso costruttivo incentrato sulla salvaguardia ambientale. È stato il nuovo dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Crotone, appena insediatosi, Luciano Greco, ad inaugurare i giochi studenteschi regionali che si svolgono in città. La cerimonia si è svolta in Piazza Duomo ed ha visto la partecipazione del coordinatore dell'ufficio scolastico regionale, Francesco Mercurio, Santino Mariano per il MIUR e l'assessore comunale all'identità, Silvano Cavarretta. I giochi prevedono 5 discipline e vedranno impegnati 800 atleti delle scuole secondarie. Nella sala degli specchi del Palazzo della Provincia di Cosenza, pomeriggio quello di ieri dedicato al paracadutismo e ai fanti dell'aria in Libia. L'occasione è stata fornita dai festeggiamenti per i 95 anni del tenente colonnello fante dell'aria Giuseppe Aloi, una ricorrenza speciale per una persona eccezionale che, malgrado l'età, non ha rinunciato sino a poco tempo fa a lanciarsi col paracadute. Con una partita di calcetto al Palamilone tra la squadra dell'Ordine dei Medici e il Croton Calcio a 5, che per la cronaca ha vinto ai rigori, l'Associazione Nazionale Donatori di Organi di Crotone ha voluto lanciare il messaggio che lo sport può essere anche una terapia post-trapianto, come una sorta di farmaco. L'iniziativa, che è stata promossa con il CSV Aurora di Crotone, è inserita nell'ambito della settimana dell'Aido ed ha visto la partecipazione degli alunni degli istituti crotonesi. Bici in città è tornata ad animare le strade e le piazze italiane. Dall'inizio di maggio fino alla fine di giugno, 130 città diventano teatro di manifestazioni su 2 ruote per ciclisti di tutte le età. L'appuntamento centrale è stato domenica scorsa, simultaneamente nella nostra regione, a Crotone e Reggio Calabria. Strade sicure ed aria pulita è questo il tema centrale di Bici in città 2010, giunta alla sua 25esima edizione. L'UISP, attraverso la sua storica manifestazione ciclistica, chiede alle istituzioni predisposte una maggiore attenzione verso le piste ciclabili.